Meno male che c'avemo la padula. Mamma mia, mamma mia, meno male. Che ansia che so i playoff. Sono un'ansia atroce. E poi partire dai turni preliminari è ancora peggio. Molto, molto peggio. Fortunatamente siamo riusciti a qualificarci come quinti, quindi questo ci ha permesso di avere perlomeno la partita del primo turno giocata in casa e l'abbiamo portata a casa, appunto. Siamo riusciti a vincere una prestazione secondo me molto solida nel primo tempo, con un Lapadula scatenatissimo che in 4 minuti ne fa 2, complice anche la difesa del Venezia che sul secondo gol ha lasciato molto a desiderare e di questo dobbiamo ringraziare il nostro carissimo amico Andrea Carboni, anche se a quanto pare aveva molta rabbia in corpo, andando anche a litigare con Deiola, ma quelli sono dettagli. Abbiamo portato la partita a casa, prestazione ottima nei primi 45 minuti, tutto cambia nel secondo tempo. Mancosu esce, credo per un affaticamento fisico, in vista anche di un'eventuale partita, quella che poteva essere un'eventuale partita poi martedì, e da lì crolla il castello di carte, perché lì il Cagliari cede. Cede perché Ranieri, nonostante sia una persona che io amo alla follia, secondo me toppa parzialmente il cambio perché è logico se lo fai al 75esimo, 80esimo. Se lo fai già al 45esimo all'inizio del secondo tempo, secondo me tu fai capire quali sono le tue intenzioni, ovvero quello di proteggere il 2-0, perché gol da Niga per Mancosu è un cambio che a me non è piaciuto per niente, perché avrei messo magari un Pavoletti e avrei spostato magari Luvumbo sulla tre quarti o magari avrei fatto un 4-3-3. Comunque non avrei cambiato la linea di difesa del Cagliari, che anche nel secondo tempo l'ho vista comunque molto molto solida. Ha retto il colpo perché alla fine, se vogliamo andare a vedere il gol del Venezia, è dovuto magari più a colpe di Radunovic che non si è fatto trovare prontissimo e ha sbagliato un po' l'intervento. Se non erro l'ho visto un po' più in dentro rispetto alla posizione che avrebbe dovuto avere. L'ho visto quei 50 centimetri in dentro che hanno fatto la differenza poi sul gol perché non è stato in grado di spazzarla via decentemente. Ma ciò non toglie a quella che è stata la prestazione del Cagliari. Una prestazione che fa capire cosa alle dirette avversarie? Che il Cagliari, se messo nelle condizioni ottime, è una squadra assolutamente da temere, ma che in un attimo, con un semplice cambio, è in grado di andare in palla. Ed è preoccupante questo, perlomeno a me preoccupa. Fortunatamente, secondo me, la sorte ci avvicina perché la squadra peggiore la becchiamo in semifinale, il Parma. Peggiore perché ritengo che il Cagliari sia superiore a Südtirol e a Bari, nonostante i vari momenti delle due squadre, specialmente per quella di Bolzano. Il Parma invece è quella che secondo me è più alla pari e più con una mentalità con cui è fissata, nel senso il Parma ha la mentalità da Serie A, il Cagliari ha la mentalità da Serie A e questa è un'ottima cosa. Incontrare il Parma adesso secondo me è la cosa più bella che ci potesse capitare. È sicuramente la più positiva, non è molto sonoro come discorso, però è così. Il Cagliari doveva affrontare il Parma nelle semifinali. Sarà difficile perché partiamo con tutti gli svantaggi del caso, perché giocheremo la partita di ritorno al Tardini. Al contrario di questa, non avremo quei due risultati su tre a favore, anche se non credo che nel turno preliminare il pareggio avrebbe portato ai supplementari. Poi non so se dopo i supplementari ci sarebbero stati i rigori o sarebbe passato il Cagliari. Comunque, in questo caso, nelle semifinali
Non ci saranno supplementari, non ci saranno rigori. Partiremo con lo svantaggio perché si qualificherà nel caso di pareggio in ambedue le partite la squadra con un piazzamento migliore, e in questo caso è il Parma, nonostante sia a pari punti con noi per il vantaggio negli scontri diretti, e bisognerà fare fuoco e fiamme all'andata e cercare di mantenere il risultato al ritorno e cercare di limitare i danni. Però il Parma è una squadra molto molto ostica. Staremo a vedere. Poi che altro c'è da dire sulla partita col Venezia? Peggiore in campo secondo me De Iola, che ha sbagliato un quantitativo di passaggi astronomico. Non mi è piaciuto. Come allo stesso tempo non mi è piaciuto Kurfalidis, è entrato con la mentalità proprio di risparmiare subito tempo, cercare di far passare più minuti possibili, ma non è plausibile che già all'85esimo cerchi di portare la palla sulla bandierina del calcio d'angolo sperando di perdere tempo. È assurdo. Infatti ringrazio Azzi perché quando ha avuto la possibilità di tirare l'ha fatto, ottenendo anche un calcio d'angolo del quale, se non erro, poi qualche secondo dopo è scattato il fischio finale. Quindi non lo so. Alcune cose non mi sono piaciute, però tante altre sì. Tante altre sì. E una di quelle è stato l'entrata in campo di Rog. Rog che in quest'annata un po' dove c'è stato questo vedo e non vedo di Rog, che via per motivi ovviamente legati alla sua tenuta fisica non ha visto più di tanto il campo, la maggior parte delle volte in cui giocava non brillava particolarmente, era comunque una prestazione abbastanza opaca quella del croato. Invece ieri non dico di aver rivisto il Rog che mi ha fatto innamorare 2 anni fa, ma ho visto un Rog che potrebbe tranquillamente tornare a essere quel Marco Rog. Un Rog cattivo, che entra in tackle, che non ha paura, che fa il lavoro sporco, che va a contrastare. Un Rog che a me piace. Un Rog fantastico. Un Rog di cui avevamo tanto bisogno, perché là in mezzo al campo non abbiamo praticamente nessuno che faccia quel lavoro. La sorta di medianaccio, diciamo. E aggiungo altra grande prestazione di Magumbu, secondo me. Giocatore dai piedi d'oro. Secondo me è uno dei giocatori insieme a Mancosu, sono loro due, che hanno più visione in tutta la rosa. Passaggio eccezionale, presente sempre al punto giusto. Ha sbagliato anche lui qualcosina, sia chiaro, perché non ha fatto 90 minuti perfetti. Però tra tutti gli elementi del centrocampo mi sento di premiare Magumbu, specialmente per quello che ha fatto sul finire del secondo tempo, in cui lui sì effettivamente è stato in grado di perdere tempo, ma nella maniera più corretta possibile, perché tanto si sa che queste cose accadono. Io preferirei che non accadessero, ma nell'economia di una partita è logico e fattuale che accadano cose simili, quindi bisogna soprassedere e accettare che è anche questo il calcio. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e cosa vi aspettate dal prossimo doppio confronto contro il Parma. Sono molto curioso di sapere la vostra. E detto questo, speriamo di vederci il prima possibile con un prossimo video. Bella!